Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il notiziario con un sequestro d'urgenza per oltre 9 milioni di euro. È stato eseguito questa mattina dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, in un'inchiesta del PM Paolo Storari per frode fiscale e riciclaggio transnazionale in paradisi fiscali offshore. Nei guai, un'impresa con sede a Morazzone, attiva nel settore della fabbricazione di macchinari per l'industria della plastica. Secondo l'accusa, l'impresa avrebbe trasferito all'estero parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti offshore. Utilizzato un sofisticato meccanismo di frode fiscale, attuato con l'interposizione fittizia e l'utilizzo strumentale di limited companies in Inghilterra e nelle British Virgin Islands. In questo modo, secondo l'accusa, la società avrebbe evaso imposte per oltre 9,5 milioni di euro tra il 2010 e il 2018. Altri particolari dell'indagine sul nostro sito. Andiamo ora a Legnano, dove nascerà il primo centro di formazione professionale per la musica. Ne parla il servizio del collega Luca Nazzari con le immagini di Walter Todaro di Publifoto. A Legnano, grazie alla collaborazione tra CAPAC e Scuola di Musica Niccolò Paganini, nasce il primo centro di formazione professionale per la musica. Gabriele Cartasegna, direttore del CAPAC, ci spiega qual è la finalità di questa iniziativa e quali sono le ricadute pratiche per i giovani del nostro territorio. L'obiettivo di questa iniziativa, che ci vede coinvolti oggi come CAPAC sul territorio di Legnano e dell'Alto Milanese insieme a Scuola di Musica Niccolò Paganini, è fondamentalmente quello di dare una certificazione di competenze a giovani che hanno intrapreso un percorso di studi musicali con l'obiettivo di fare di queste competenze e del talento che hanno acquisito una vera e propria professione. Questa opportunità ci è data da Regione Lombardia, che ha inserito la figura professionale del musicista nel suo repertorio della formazione professionale, e quindi noi dall'anno prossimo, quindi da dopo l'estate, con percorsi che avvieremo a partire dal mese di settembre, saremo in grado di portare questi giovani a un certificato di competenze spendibili in ogni contesto lavorativo in tutta Europa. Nella pagina del notiziario dedicata al coronavirus ancora buone notizie. Con 44.109 tamponi effettuati, oggi sono 1.003 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita al 2,2%, ieri era l'1,9%. Continuano però a calare i ricoveri sia in terapia intensiva, meno 21 per un totale oggi di 316, sia negli altri reparti, meno 165, il totale di 1.755 ricoverati. I decessi sono 22 per un totale complessivo di 33.438 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 279 i nuovi casi a Milano, di cui 109 a Milano città. Varese segue con 132 nuovi casi. È ancora cronaca. Purtroppo non ce l'ha fatta il ciclista caduto in un burrone sul Monte Rosso. L'uomo, Erminio Sibilia, 57 anni, di Verbania, è morto durante la notte all'ospedale Castelli, dove era stato ricoverato dopo l'incidente, avvenuto ieri sera poco dopo le 7, mentre il ciclista percorreva in discesa i tornanti che portano all'agriturismo che si trova in vetta alla collina verbanese. E chiudiamo con lo sport. L'arbitro gli dà rigore, lui dice che non c'è fallo e non si tira. È per questo che il premio calciatore Gentleman Lega Pro per la stagione 2020-2021 sarà assegnato al capitano della Pro Patria Riccardo Colombo. L'episodio a cui si fa riferimento avviene durante la partita Gian Erminio Pro Patria. È il secondo tempo della gara, il risultato è fermo sull'1-1, la partita è molto tirata. C'è un'azione di attacco per la Pro Patria, la palla vaga in area di rigore, Colombo si avventa e cade. L'arbitro indica il dischetto del rigore concedendo il penalty. C'è qualche momento concitato con le lamentele dei giocatori della Giana e poi ecco il gesto di fair play. Colombo parla con il direttore di gara e confessa di non aver subito il fallo di rigore. L'arbitro a questo punto non può che cambiare idea e ridare palla ai padroni di casa. La prima edizione digitale del premio Gentleman Fair Play è in programma domani sera e sarà trasmessa in diretta sul portale sportmediaset.it. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it è per domani alle 13. Buona serata.